L'élite del mondo del vino veneto si riunisce una volta all'anno tra le magiche atmosfere del castello di San Salvatore a Susegana per dare vita a Il Veneto al 300%. La manifestazione, organizzata dall'AIS Veneto, presenta i migliori 300 vini e 100 aziende vinicole tra le più prestigiose del territorio. L'apertura dell'evento è affidata al tema dell'ambiente con il convegno L'ambiente nel bicchiere. Ascoltiamo l'opinione dei relatori. Abbiamo con noi il presidente AIS Dino Marchi. Gli chiediamo proprio a riguardo del tema della giornata, l'ambiente e il vino. Ci dica qualcosa in particolare. Beh, abbiamo notato innanzitutto che anche se di un argomento si trattava ed era un argomento molto ampio, per cui chiaramente molto difficile da trattare anche in quel tempo che ci è dato come spazio per poter divulgare un po' anche questa conoscenza, penso sia stato soddisfacente e anche che abbiamo tratto delle conclusioni positive da questo punto di vista. A me interessava indubbiamente portare ad una conclusione e dire qual è la figura, la nostra figura di sommelier o quant'altro, cosa deve ancora fare per completarsi. E questo era importante sentendo nient'altro quello che fanno le aziende, i produttori, i vignaioli, ma nello stesso tempo anche quel comparto industriale chiaramente produttivo che in ogni caso collega anche il consumo del vino attraverso il vetro, la bottiglia e sicuramente anche attraverso il sughero. La natura e l'ambiente sono temi cari ai professionisti della degustazione. A me interessa il fatto stesso che si possa arrivare a questa completezza della personalità del nostro socio, del nostro sommelier, del nostro esperto, del nostro, come dire, professionista, nel poter in ogni caso comprendere che se prima erano solo gesti, adesso può diventare anche un'educazione, per così dire, motivo per poter arrivare all'idea di poter anche capire quanto si può riciclare, ma nello stesso tempo anche quanto si può riprendere in vere maniere, in maniere diverse, perché il sughero indubbiamente è una materia che può essere riciclata facilmente, quindi non va dimenticata, come del resto abbiamo ben capito quanto importante sia il vetro nel suo riciclo. Ci sono aziende leader dell'ecosostenibilità in grado di riciclare il 100% del materiale utilizzato. Una di queste è l'Amorim Cork, un grande risultato, illustrato dal suo amministratore delegato. Siamo con Carlo Santos dell'Amorim Cork e chiediamo l'importanza del sughero nel vino. L'importanza è enorme. Il legame tra sughero e vino è un legame che esiste da millenni. Per cui oggi il sughero non è solo la chiusura della tradizione, è anche la chiusura della modernità, perché rappresenta il connubio ideale tra uomo e natura. L'industria del sughero è un'industria completamente verde, il vino è un prodotto naturale, va imbottigliato nella sua imballaggio di eccellenza in un altro materiale naturale che è il vetro, per cui abbiamo insieme tre prodotti completamente naturali: sughero, vino e bottiglia. Il gruppo Amorim Cork produce il 25% del mercato mondiale dei tappi di sughero. L'ambiente è una preoccupazione che è nella nostra genesi industriale. Pensate che la foresta di sughero è un patrimonio europeo e del Nord Africa. La foresta di sughero è la nostra fonte di materia prima e per questo il tipo di lavorazione che noi adoperiamo è una lavorazione che rispetta completamente questo legame tra natura, uomo, industria. Alois Lagheder è un'azienda esemplare in materia ambientale. Ce ne parla il titolare. Alois Lagheder, viticoltore biodinamico. Qual è l'impatto della biodinamica nell'ambiente? Credo che la biodinamica sia proprio uno di quei metodi che rispecchia di più l'ambiente, perché alla base della biodinamica è il concetto che bisogna riportare nell'agricoltura, nella natura coltivata, riportare quell'equilibrio
biologico che abbiamo nella natura libera, dove diciamo c'è una simbiosi di tante piante ma anche di tanti animali che formano questo equilibrio, dove non ci sono malattie. Invece nella cultura coltivata, vuoi per delle rese più alte, poi per delle concimazioni con prodotti sintetici, l'uso di prodotti antiparassitari e così via, questo equilibrio è venuto a mancare. Le aziende presenti al 300% sono state scelte dopo numerose degustazioni effettuate nel corso dell'anno dai sommelier, il cui ruolo è in piena evoluzione. Ascoltiamo a tal proposito il presidente AIS nazionale. Abbiamo qui con noi il presidente nazionale AIS, Antonello Maieta. Che ruolo deve avere il sommelier? Il sommelier oggi, a mio avviso, si è un po' levato di dosso questo ruolo assoluto che lo vedeva protagonista all'interno del ristorante, dell'hotel, del wine bar, come mescitore, come persona che aveva a cuore la gestione della cantina, la realizzazione della carta dei vini. Oggi il sommelier è un comunicatore del vino a tutto campo. Quindi deve essere una persona che comunica, ma non solo il vino, addirittura tutte le eccellenze del comparto enogastronomico, compresi anche i distillati. Lei prima parlava della formazione. Per arrivare a comunicare evidentemente occorre un background di conoscenza significativo, quindi il sommelier deve acquisire le informazioni le più appropriate, le più reali, perché all'esterno c'è un pubblico che attende moltissimo qualcuno che vada a spiegare con un linguaggio semplice, con una terminologia appropriata ma efficace tutto quello che c'è dietro il mondo del vino. Il vino deve essere comunicato in maniera semplice, il vino deve tornare ad essere un elemento semplice e facilmente fruibile dai consumatori. Spazio ai sommelier dunque, ed ecco il concorso Miglior Sommelier Veneto realizzato in collaborazione con Uvive e Amorim Cork Italia per professionisti e non giungere alla 5ª edizione. I primi hanno sostenuto prove dure, quali l'analisi sensoriale, la decantazione, la correzione di carta dei vini e l'abbinamento cibo-vino. Eccoci qua con Venditto Ottavio, miglior sommelier professionista del Veneto. Qual è la tua prima emozione? La prima cosa che ho fatto è il pianto, perché non me l'aspettavo, è stata una bella battaglia anche con gli altri concorrenti e fino all'ultimo ero lì per lì, sono io o non sono io, comunque è un'emozione bellissima, davvero sono emozionatissimo, tuttora infatti si sente, sono emozionato. Come ti è sembrato il concorso? Difficile, facile, medio? Allora, diciamo che rispetto all'anno scorso ci sono state delle prove un po' più articolate, comunque è sempre un concorso di un certo livello senza ombra di dubbio. Per il resto è stata una bella esperienza, ci siamo conosciuti con tutti i concorrenti e resterà per sempre comunque una bellissima emozione. Hai vinto un viaggio dove? In Portogallo è stato molto gentile anche chi ce l'ha regalato, perché avremo la possibilità di andare a visitare dei posti bellissimi, sempre con connessione al mondo del vino e quindi insomma doppia felicità, ecco. In bocca al lupo Ottavio. Crepi, grazie mille, arrivederci. Eccoci qui con Pivato Paolo, miglior sommelier del Veneto, appena vinto questo premio. Allora, qual è la tua prima impressione? No, è una grande soddisfazione che paga di immensi e grandi sacrifici da parte mia. Penso che sia anche soddisfacente per la delegazione che mi ha dato fiducia. Infatti con questo voglio ringraziare tutta la delegazione di Venezia innanzitutto, dal Presidente ai delegati, a chi mi ha sostenuto e in particolare anche a Graziano Simonella che con la scuola concorsi ci ha dato gli stimoli e gli input per far bene. Da parte mia veramente grande soddisfazione. A rendere l'evento succulento ci hanno pensato i prodotti gastronomici trevigiani e veneti ed alcune degustazioni guidate.
Chi è il sommelier oggi? Ce lo spiega Dino Marchi. Quanto è importante la conoscenza del vino per un sommelier? Beh, ormai è vero che anche attraverso le parole che abbiamo espresso oggi, ormai questa figura si è evoluta nel tempo, cioè non è più colui il quale deve per forza sviluppare la tematica edonistica dei profumi, degli aromi o quant'altro, e che sono importanti per la tipologia, ma deve darsi un carattere, deve darsi una personalità, il che lo deve portare all'idea che tutto si completi attraverso la conoscenza sì del vino, ma che quella la si fa perché si conosce un produttore, perché si conosce un territorio. Solo così in ogni caso diventiamo quei trasmettitori, comunicatori, quelle informazioni che indubbiamente fanno nient'altro che bene a questo comparto e chiaramente non fanno altro che chiudere questo ciclo di informazione anche al nostro cliente. Due parole in più per questa bellissima regione che è il Veneto. Il Veneto è una regione che va seguita. Del resto, come ben vedete attraverso anche questa manifestazione che per noi diventa un culto, un polo importante, un polo d'attrazione, che non deve essere solo attrazione per chiaramente i nostri soci, ma deve essere un'attrazione anche per i produttori. 100 cantine, 300 vini, ma vedete un po' come la selezione ormai sia di esperti, sia un giudizio che in ogni caso porta alla selezione di conoscenza di cantine, produttori importanti, produttori meno importanti, ma che si stanno affacciando indubbiamente a questo panorama enologico del Veneto importante, che in ogni caso non diventa una seconda regione a confronto di altre, e nello stesso tempo voglio dire questa è una vetrina che deve essere ambita a poter partecipare, in ogni caso anche a poter esserci. Questa è la nostra ambizione. La manifestazione ha potuto illuminare le caratteristiche delle tante aziende presenti nel territorio, trasformando il loro lavoro in cultura da servire al pubblico nelle giuste dosi e con le corrette modalità.